È vero che noi possiamo legiferare in tema sanitario, ma anche qui ci sono ancora dei paletti a livello nazionale che non ci consentono di essere così autonomi. Ma sul tema delle retribuzioni si può incidere? Ma quali sono, scusi consigliere Sì. Bernardo, mi dice quali sono puntualmente i paletti a livello nazionale che non ci permettono di fare quei ritocchi un po' più importanti nel settore sanitario? Sulle paghe si può intervenire oppure è un tema di contratti collettivi nazionali? Per quello che mi è dato sapere è un tema appunto di contratti collettivi nazionali. Non è assolutamente vero, mi scusi, nella legge di assestamento di bilancio dell'anno scorso, scusi Pezzella perché questa la devo dire, nella legge di assestamento di bilancio dell'anno scorso era scritto a caratteri cubitali che si potevano accettare dei contratti, potevano essere ammessi tutti i contratti possibili e immaginabili in deroga al contratto collettivo nazionale del lavoro. Fatelo perché avete le casse piene e queste persone qua se ne vanno, a meno che non ci sia la vostra visione chiara che vuole che queste persone se ne vadano nel privato, perché avete intenzione di avere il modello Lombardo-Veneto che raggiunga il 40% del privato. C'è stata una contrattazione a livello nazionale, è vero che la Regione Friuli-Venezia Giulia gode di un'autonomia per quanto riguarda questo settore, ma non è vero che l'autonomia è completa, deve rispettare comunque naturalmente delle direttive a livello nazionale.